Un'altra vittoria, ma un'altra partita da Serie C, possiamo chiamarla così? Sì, una partita, tra virgolette, sporca. Abbiamo cercato di imbastire azioni interessanti, importanti. Il campo è un campo particolare perché è pieno di intaso e questo non permette uno scorrimento di palla fluido. Nonostante questo abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo dove abbiamo creato delle potenziali situazioni importanti, cercando, ripeto, e loro invece ci allungavano continuamente ed è dura perché comunque cercavano di non farti giocare a metà campo, perché ci allungavano sempre con la difesa, i centrocampisti qualche volta hanno fatto fatica, ma la cosa che secondo me non ha funzionato tanto nel primo tempo è stato che lì davanti siamo stati un po' leziosi. Secondo tempo è cambiato un po' la musica, abbiamo trovato subito il gol e poi abbiamo avuto questi 10 minuti dove loro hanno fatto secondo me un arrembaggio vero e proprio, giocando secondo me molto bene sulle seconde palle, una squadra fisica, ben organizzata e lì davanti hanno creato qualche problema. Uno dei nostri problemi poteva essere qualche calcio piazzato, qualche calcio d'angolo e purtroppo è capitato così, però poi la squadra ha avuto una grande reazione. In questi 8 giorni, in queste 3 partite, si è avuta una netta sensazione comunque che questa squadra è perfettamente calata in quello che sarà il campionato di Serie C. Sì, ma deve essere così perché siamo in Serie C, perché abbiamo giocatori che questa categoria la conoscono, è vero che abbiamo anche tanti giovani, ma la categoria è questa e troveremo situazioni come queste, troveremo anche partite dove si giocherà un po' di più, dove le azioni potranno essere più fluide, ma la maggior parte delle partite saranno così in Serie C. Adesso è una settimana tipo, se vogliamo chiamarla così, quasi tipo davanti per preparare un'altra sfida difficile, quella contro l'Alessandria di domenica. Sì, tanto domani riposiamo, perché ho dato un giorno libero ai ragazzi, ora indipendentemente dal risultato, ma ne hanno bisogno, ne abbiamo un po' tutti bisogno, quindi domani si riposa, si riprende mercoledì e prepariamo la partita contro l'Alessandria.